Assessore Finozzi, un incontro con delegazioni cinesi in previsione dell'Expo, ma anche per consolidare un rapporto che già esiste? Infatti il mercato cinese per il nostro turismo sta diventando uno dei mercati più importanti. I dati statistici parlano che fino ad ottobre il mercato cinese ha raggiunto per quanto riguarda gli arrivi il quarto posto, dopo Germania, Austria e Stati Uniti d'America. L'Expo ovviamente sarà un'ottima vetrina per rafforzare questa presenza turistica sul nostro territorio. E oggi abbiamo presentato ai nostri operatori un'opportunità importante, quella di essere presenti nelle aree che la Cina ha acquistato nell'Expo. Quindi ci sarà questa doppia collaborazione, quella dell'Incoming, portare qui le delegazioni cinesi perché avranno la possibilità di visitare l'Expo visitando anche il Veneto, e quello di portare i nostri operatori nei loro padiglioni e nelle loro aree. E se dobbiamo dare un consiglio ai nostri operatori? Dobbiamo creare dei percorsi di formazione attraverso i quali i nostri operatori saranno in grado di dare tutti quei servizi che il turista cinese cerca in una ospitalità come quella veneta. E quindi è sicuramente un progetto a breve, ma anche a lungo termine. Certo, un progetto a breve perché l'Expo partirà tra poche settimane, dal 1° maggio si inizia questa grande kermesse, e a lungo periodo perché il mercato cinese è vastissimo, stiamo parlando di un paese che ha 1,5 miliardi di popolazione.